Un presidente padovano può essere più vicino forse al territorio e coinvogliare altre forze? Speriamo di sì, insomma un imprenditore che dovrebbe avere anche dei legami sul territorio e speriamo che porti buoni giocatori e soldini ai giocatori, speriamo almeno. È una bella cosa, insomma, in linea con la città, penso, sicuramente. Fa molto piacere nella speranza che questo possa essere anche un modo per rilanciare le sorti, diciamo, del calcio Padova in questo periodo della squadra, assolutamente. Penso che un imprenditore meglio di chiunque altro possa, no, avere a cuore le sorti della propria città e quindi della squadra che la rappresenta. Un augurio per la nostra città. Se sulla città sì, basta che abbia voglia di spendere perché se non compri giocatori buoni qua. Restiamo solo in basso dove siamo invece di stare almeno in B dove ci meriteremo di essere. Diciamo che non è male e se pensiamo ai Pugina di qualche tempo fa, insomma io sono un po', ho qualche annetto, bisogna metterci un po' diciamo così di impegno e trovare qualcuno non è facile, molto spesso le squadre appartengono a fondi, a cose di questo genere qua, insomma se è come lei sta dicendo perché lei mi sta dando un'informazione, insomma ben venga, cioè non è male. Berlusconi stesso ha preso il Monza insomma per questioni di cuore, speriamo che lo faccia lo stesso anche questo che lei ha poco citato. Amo il Padova anche se non sono tifoso del Padova perché io sono tifoso della Pro Vercelli e il Padova vincendo a Mantova l'ultima giornata ha evitato alla Pro Vercelli i playoff. Arrivederci.